con il studio di 2-2 la sfida tra Melo Calciopiro e Città di Calicattì. Siamo qui con il mister Di Leo e subito partiamo con una domanda importante. Lei è un grandissimo ex di questa partita, come l'ha vissuta dall'altra parte? È stata emozionante, buonasera a tutti, è stata emozionante perché qui al Merlo ho vissuto 3 anni belli e poi giustamente dopo 3 anni i cicli finiscono e diciamo il rapporto di amicizia è rimasto e ognuno per le proprie strade, ma è stata veramente un'emozione importante. Da quando è arrivato lei in panchina qualcosa è cambiata. I punti arrivano, le prestazioni ci sono. Cos'è quel qualcosa che manca per effettuare lo step successivo? E allora, intanto i miei ragazzi devo solo elogiarli perché stiamo passando un mese particolare dove stiamo stringendo i denti, stiamo lottando col coltello tra i denti e per fortuna ho un gruppo veramente straordinario che lotta partita dopo partita con questa intensità e che ci crede sempre. Ad Agrigento perdevamo 3-0, abbiamo fatto il 3-3, oggi perdevamo 2-0 e ho detto non molliamo e stiamo sempre in partita perché siamo in partita, abbiamo avuto tante occasioni e quel gol ci ha un pochettino galvanizzato e per fortuna poi Brancato ha fatto il 2-2. Una grande prestazione che comunque dà forza in vista della prossima sfida contro il Ficarazzi, scontro diretto per la salvezza. Le chiedo se conosce gli avversari e se la imposterà forse in maniera anche differente proprio per la posta in palio, che praticamente non sono 3 punti, ma sono i famosi 6. È un'altra partita, un'altra finale, un'altra partita bella, un'altra partita contro degli amici. Questo punto ci ha fatto alzare un pochettino un altro un po' lo step. Anche perché oggi il Ficarazzi ha vinto, saranno pure loro di morale, con morale alto, ha vinto e ha abbassato un pochettino, accorciato la classifica nella lotta salvezza e questo diciamo ormai sono tutte partite dopo partita, per noi sono finali.